Siamo in compagnia di Raffaele Padrone, dirigente sindacale di FSP Polizia di Stato, che questa sera però non è qui da solo. Buonasera intanto. Buonasera a voi, buonasera Tania. Chi ci ha portato insomma, a conoscere questa sera? È un classico, ripeto, che a fine anno tutti fanno le loro esposizioni dei dati, invece io espongo il nostro Gino il poliziotto. Dico il nostro perché Gino si è presentato nel 1986 quando mi sono arruolato, mi era stato regalato dall'attuale moglie, ex fidanzata, e quindi da quell'epoca, insomma, una volta all'anno esce anche lui da casa, vive in una ampolla di vetro perché deve mantenersi fresco. È un po' aumentato di peso effettivamente, Tania, però sai, sono passati tanti anni, era giovane anche lui. Comunque dopo nel 2007 è diventato anche la mascotte del nostro sindacato, dell'FSP, e insomma è un personaggio anche lui che vuole portare chiaramente gli auguri ai nostri telespettatori. Infatti, come sempre. Che cosa ha da dirci in questa insomma fine anno? Sì, prima abbiamo ascoltato il signor Questore che parlava di un buon andamento per quanto riguarda la nostra città e chiaramente io dico sempre la nostra provincia. Cercheremo di mantenere questi risultati, questi dati, perché chiaramente tutto è proporzionato anche nel numero di popolazione che c'è nella nostra città e soprattutto in provincia. È chiaro che, come dico sempre, se era portato in altre città il numero delle chiamate a un centralino delle forze dell'ordine triplica, no? Quindi è chiaro. Però dico sempre, io non dico mai che è un'isola felice, perché abbiamo avuto tante problematiche anche noi e soprattutto tipologie di interventi che insomma si rilevano in tante altre città. Il problema è quante a Pordenone, quante a Roma, quante a Torino o a Napoli. Ecco, questo è un confronto. Poi dico sempre che quei dati che ogni tanto ci portano su, giù da una classifica inverosimile, perché non noi certo della Questura diamo questi dati, ma vengono trasmessi neanche da prefetture, ma da organi chiaramente interni al giornalismo, e ci porta a essere questa volta secondo. Ma poi io credo che Tania, non dobbiamo aspettarci la classifica, viviamo, vediamo come si sta a Pordenone, magari accendiamo il telegiornale, una TV nazionale, e capiamo che le cose sono ben diverse. Ecco, questo sì. Certo. Io vorrei aggiungere una cosa: questa è una serata dove non si fanno le polemiche sindacali e quindi cerco di dare invece delle informazioni. Ho sentito il sindaco Ziberna da Gorizia che mi ha preceduto su quello che voglio dire, cioè fare attenzione ai botti, fare attenzione ai fuochi d'artificio. Se sono organizzati dal comune, quelli sono, anche perché mi pare che tanti sindaci, anche quello di Pordenone, abbia imposto con delle ordinanze delle severe sanzioni laddove non venga rispettata l'ordinanza sindacale per l'uso dei botti. Mi pare di aver letto così in cronaca che addirittura la detenzione ne diventa vietata per la sera del 31, quindi state attenti, perché il problema è innanzitutto acquistare in posti autorizzati. Certo. Un determinato materiale, un materiale che abbia una carta d'identità, come viene definita in gergo tra gli artificieri, cioè che abbia il numero di categoria, che abbia la fabbricazione, che sia venduta regolarmente, ma soprattutto che abbia una quantità e quale polvere empirica è la detonazione consentita, quindi che abbia tutta una serie di cose, di caratteristiche che permettano di utilizzarli, che poi l'utilizzo va ponderato, perché non è perché è stato venduto in negozio, Tania, si possono dare ai bambini, perché poi abbiamo le lesioni gravi, purtroppo la perdita di una mano, di un dito, di un occhio, ma purtroppo si arriva anche alla morte. Anche perché è sempre materiale infiammabile, quindi sì, pericoloso. Poi, ripeto, non è perché sappiamo cosa c'è dentro
e l'utilizzo può essere fatto da tutti. No, ci vuole sempre la persona adulta che, ecco, magari è preferibile utilizzare le scintille, utilizzare oggetti che abbiano la caratteristica del divertimento, della festa, ma non andiamo certo incontro a lunedì mattina, quando il collega che è predisposto alla ricezione dei dati degli interventi presso gli ospedali, insomma, che ci deve comunicare che si sono fatti male persone nella nostra regione, perché diciamo siamo un po' nazionalisti, pensiamo per noi, però è giusto che non si faccia male nessuno. Purtroppo non sarà così, forse da qualche altra parte dove queste cose, questi fuochi d'artificio vengono confezionati chissà dove, ecco, e quindi diventano vere e proprie bombe, questo bisogna ricordarlo. E nella conclusione, Tania, direi appunto di fare i saluti a tutti, anche si può utilizzare la televisione ai parenti, che ogni volta dicono ti vediamo più in televisione che a casa, chiaramente la mia famiglia e chi anche compie gli anni, c'è Marius, che è il mio parrucchiere di fiducia, che stasera mi ha pregato, ecco, ma voglio dire, tutte le persone, Tania, sono tantissime persone che incontro per strada, che fanno i complimenti all'emittente, fanno i complimenti a voi, a quello che si dice, a quello che viene raccontato, perché tante volte non servono fare serie di numeri, no? La gente piace più sapere le cose reali, i numeri magari si ascoltano in altre televisioni perché poi i conti non tornano, però questo è e questo ci teniamo. Quindi ci vediamo chiaramente il prossimo anno sicuramente, se lo vorrete, chiaramente la direzione, che saluto il Cavaliere Ruoso, ma ripeto, cerchiamo di passare un 31 sereno come è stato d'altronde quello di Natale, quindi divertiamoci e mi raccomando i botti, perché se so che un cane è scappato per colpa dei botti o un gatto, perché io ne ho uno, mi arrabbio con voi. Ciao. Grazie auguri. A Raffaele Padrone e anche a Gino il poliziotto per essere stati con noi. E ricambio chiaramente anche gli auguri di buona fine e buon inizio 2023. Ci fermiamo un istante per un piccolo break pubblicitario, poi torniamo qui con altre notizie e altri ospiti che attendiamo in studio, quindi non cambiate canale.